Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Maurizio Landini si deve arrendere di fronte all'evidenza. Violare un blocco militare istituito dall'esercito israeliano al largo delle coste di Gaza, nell'ambito con quell'organizzazione di galantuomini nazi islamisti che si chiama Hamas, non rientrava nelle priorità dei lavoratori italiani. Incredibile, mi rendo conto di darvi una notizia clamorosa di prima mattina. La cosa era evidente chiaramente a chiunque quantomeno possedesse la licenza elementare, ma evidentemente non lo era la CGIL, che lo scorso 3 ottobre sequestrò e bloccò il paese come da parola d'ordine a difesa della flottiglia, o per usare le parole precise del suo segretario, in teoria il massimo rappresentante del massimo sindacato italiano, si mise al servizio della flottiglia. Ebbene, cos'è successo? Che la commissione garante per gli scioperi ha multato con una multa di 20.000 euro la CGIL di 10.000 euro, le altre organizzazioni sindacali minori, perché quello sciopero per la flottiglia, annunciato poche ore prima dello stesso sciopero generale, quindi senza i minimi requisiti di preavviso, non era legittimo, non rientrava nei casi di deroga al preavviso per giustificare l'urgenza, che ricorda il garante. Queste deroghe e i criteri per l'urgenza consente scioperi immediati nei servizi pubblici essenziali solo per la difesa dell'ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi dell'incolumità e sicurezza dei lavoratori. Ora che violare il blocco navale israeliano fosse una difesa dell'ordine costituzionale della Repubblica Italiana, pare difficile sostenere anche per il più scatenato fan di questo capo dell'antagonismo italiano che si chiama Landini. Ancora più inverosimile sarebbe sostenere che in quello scenario del Medio Oriente stavano andando in scena gravi eventi lesivi dell'incolumità e sicurezza dei lavoratori, cioè siamo al fantasindacato, no? alla fantascienza spacciata per ovvietà. Non c'erano questi due criteri, come è evidente a chiunque, e quindi lo sciopero generale del 3 ottobre è stato giudicato non legittimo e quindi soggetto a multa. La CGIL ovviamente si straccia le vesti, una decisione ingiusta e giuridicamente infondata. Difendere la pace non è un abuso, ma un dovere di solidarietà. Pertanto impugneremo la delibera. Tra l'altro non si capisce bene in che modo bloccare il paese per l'operazione della flottiglia abbia portato acqua alla battaglia per la pace. Al massimo ha dato sponda a tutta una narrazione flottigliesca, iper sbilanciata, contro, diciamo, l'azione e le ragioni dell'unica democrazia del Medio Oriente, che di fatto era una sponda alla narrazione di Hamas, che non sembra esattamente un soggetto che fa della pace la sua stella polare. Ma più in generale questa decisione è la sconfitta plastica, evidente, palmare del landinismo, di questa forma di sindacato 5.0 che sta gettando alle ortiche la tradizione riformista, gradualista, concreta del sindacato italiano, anche della CGIL, per diventare appunto il cartello dell'estremismo, dell'antagonismo pro-PAL.
talmente ormai spinta sull'acceleratore, no? Landini ormai ha così mutato la natura profonda della CGIL che l'ultimo sciopero generale di dicembre ha avuto un'adesione del 4%, quindi tra adesioni ridicole e urgenze nazionali che non lo erano, quindi scioperi legittimi che non lo erano, questa fine anno per fortuna sta segnando la disfatta del landinismo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un